Dalla cattedrale a Piazza San Giacomo è andato in scena a Chiavari il presepe vivente dell'Istituto Maria Luigia, non nel chiuso delle aule ma in pieno centro. La rappresentazione della Natività infatti ha avuto inizio sul sagrato della cattedrale e proseguita con canti di Natale lungo il Carruggio sino ad arrivare sul piazzale della chiesa di Rupinaro per l'adorazione davanti alla capanna. L'iniziativa si è svolta in collaborazione con la parrocchia e con l'associazione Amici di Simone Tanturli. Dalla scuola dell'infanzia, quindi dalla primavera, e dai più piccoli fino alla scuola secondaria di primo grado, e saranno circa 250 bambini. Sono coinvolti anche i genitori che ci hanno aiutati a preparare le varie postazioni e alcuni nonni che si sono offerti volontari di aiutare i bimbi nei vari mestieri. Seguiamo la stella, venite tutti paesani, mettiamoci in cammino. I bambini hanno rappresentato i mestieri di un tempo: falegnami, sarte, vasai, contadini, panettieri, lavandai e anche giocatori di carte. Tanto entusiasmo e voglia di riflettere sul Natale da parte anche dei loro familiari. Pietro, che cosa stai facendo? Sono il vignaiolo e siamo quelli che calpestano l'uva. È bello, secondo lei, portare il presepe vivente in città? Certo, è una cosa bella, almeno tendiamo un po' a ricapire il significato del Natale. E i bambini soprattutto cominciano a seguire le tradizioni. Chi c'è? Mamma e papà e lo zio e la nonna. Che cosa state insegnando ai ragazzi? Io ho insegnato il falegname. È bello portare l'annuncio di Gesù in mezzo a una città? Certo. Tutti devono ricordare che con la nascita di Gesù è cambiato il mondo, quindi bisogna che queste cose siano sempre ricordate, sempre fatte conoscere a chi è un po' più scettico, più distratto, diciamo.